Sono qui per te, recita così la nuova scritta sulla schiena della divisa dei dipendenti di Aspiag Despar, la catena di supermercati e ipermercati, e sono una polo e una felpa rossa con appunto la scritta sulle spalle. Sono qui per te. Una scelta purtroppo infelice, quella della nuova divisa, che è stata contestata dai dipendenti, o meglio dalle dipendenti della catena di supermercati, che denunciano troppe battute sessiste e dicono non indosseremo la divisa, non la indossiamo più. I sindacati, assieme alle lavoratrici, quindi insorgono e l'amministratore delegato della Despar è costretto a dire: se creano disagio le cambiamo. E quindi sono qui per te. Io sono Jack Calcetto. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Dal lunedì al venerdì una rassegna della stampa locale e regionale, e nel fine settimana un approfondimento con la puntata speciale. Quindi la prima notizia del giorno: sono qui per te le felpe aziendali di Despar criticate e contestate dalle dipendenti. Leggiamo la notizia sul Mattino di Padova di oggi. Non serve essere maliziosi per intuire i commenti sgraziati e irrispettosi che sono seguiti alla scritta comparsa sulla nuova felpa della divisa delle commesse e dei commessi di Despar, del supermercato Despar. E quindi commenti sessisti, battute ammiccanti, eccetera, che soprattutto le ragazze si sono sentite rivolgere. Quindi le lavoratrici si rifiutano di indossare la felpa, oppure la coprono con un maglione. Insomma, la notizia è arrivata alla CGIL e il segretario provinciale della Filcams CGIL ha scritto ai vertici di Aspiag, della società, del gruppo Despar, facendo presente la questione. La risposta: ormai abbiamo comprato 1 milione di capi per 6.000 dipendenti nel nord Italia, e quindi, in altre parole, le uniformi non si possono cambiare. Ma le lavoratrici si sentono offese e come organizzazione sindacale non ci stiamo, dice appunto il sindacalista della Filcams CGIL. I doppi sensi sono evidenti, l'azienda non avrà avuto intenzione di crearli, ma intanto deve fare qualcosa per evitare il disagio delle donne e anche degli uomini che non vogliono indossare questa scritta. Restiamo dell'idea che sia un messaggio sbagliato, tanto più in questo periodo di crescita culturale che passa anche da precise scelte linguistiche. E insomma, alla fine la risposta dell'amministratore delegato di Aspiag Service, che dice: non volevamo in alcun modo creare allusioni o equivoci che potessero offendere le nostre colleghe e i nostri colleghi, ci scusiamo per le scritte che avevano il solo scopo di accogliere i clienti. Se la divisa genera disagio, siamo pronti a ritirare le magliette. Non si capisce quindi perché alla CGIL sia arrivata una diversa risposta. E l'amministratore delegato, a proposito, dice: siamo in tanti e non so chi abbia dato una risposta diversa, ma l'amministratore delegato sono io, sostanzialmente, dice. Quindi se le nuove magliette stanno generando allusioni sgradevoli e legittima insoddisfazione da parte delle nostre colleghe e dei nostri colleghi, che sarebbero insomma le lavoratrici e i lavoratori della Despar, ritireremo appunto queste felpe. Si vede che abbiamo generato senza volerlo un equivoco e ce ne scusiamo. Insomma, le lavoratrici aspettano di vedere che alle parole seguano i fatti, e intanto una dipendente precisa che la CGIL aveva già segnalato la cosa e la risposta era stata di tutt'altro tono. E poi suggerisce una possibile soluzione. Sono qui per te è intollerabile, dice questa dipendente, ovviamente anonima, sul Mattino di Padova. Perché non usare invece lo slogan siamo qui per voi, che poteva andare benissimo. Speriamo che in tempi brevi queste magliette possano essere sostituite con slogan che restituiscano davvero la nostra cortesia e l'attenzione al cliente. Questa era la prima notizia di oggi da Padova, il pezzo per il Mattino di Padova firmato da Elvira Scigliano. La seconda notizia del giorno riguarda una polemica politica tutta interna alla Lega, e in particolare abbiamo
sul Corriere del Veneto un'intervista al vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, il leghista Nicola Finco di Bassano, che dice come la penso, e all'accusa di essere, diciamo, un eretico, Finco l'eretico, sarebbe il nomignolo che gira in questi giorni, risponde appunto che su Green Pass, tasse e governo lui dice quello che pensa, e alla Lega serve vivacità. Ma soprattutto, dice Finco, l'addizionale IRPEF può servire. Facciamo un passo indietro. L'addizionale IRPEF è da anni al centro del dibattito sul bilancio regionale del Veneto, e questo perché 10 anni fa, all'inizio della sua carriera da presidente della Giunta regionale del Veneto, Luca Zaia ha deciso di cancellarla, o meglio ridurla ai minimi previsti per legge, la addizionale IRPEF appunto, e questa scelta, diciamo, è alla base della narrazione, diciamo, leghista del Veneto tax free. Veneto che ovviamente non è tax free, le tasse in Veneto si pagano, ma appunto l'addizionale IRPEF è ridotta al minimo per scelta politica del presidente e della giunta regionale, insomma, e per tutti gli scaglioni di reddito. Cosa dice Finco quindi? Che su questa cosa dell'addizionale IRPEF si può riflettere, e cioè come si riflette secondo questo leghista, diciamo, eretico. Se guardo il bilancio della regione, dice Finco, non trovo margini per una voce importante in una società evoluta, il welfare. Poi fa un passo indietro, partiamo dal presupposto che il modello Veneto, niente addizionale e razionalizzazione netta dei costi, andrebbe esportato, e mi chiedo però, dice Finco, quanto possiamo reggere. C'è sempre richiamo all'autonomia, che se arriva con i fondi annessi entro un paio d'anni magari ce la facciamo, dice Finco, ma abbiamo bisogno di una riforma strategica sul welfare, dalla denatalità all'assistenza agli anziani. Abbiamo un sistema di case di riposo vecchie, serve un piano per rifarle, e a mio avviso per rifarle pubbliche, e quindi in sostanza servono delle risorse pubbliche per fare tutto questo. E allora perché non pensare all'addizionale IRPEF? Risponde sulle pagine del Gazzettino al collega Finco un altro leghista, il capogruppo in questo caso della Lega in Consiglio regionale. Si tratta di Alberto Villanova, e la risposta è molto netta. Zaia superstar, questo per dare un elemento di contesto, le tasse non si aumentano, quindi non esiste il tema dell'addizionale IRPEF, si lotta sempre per l'autonomia, dice Villanova, eccetera, eccetera. In ogni caso, chiusura totale al collega Finco, leghista, ma anche ovviamente al PD e a tutta la minoranza che in Consiglio regionale, anche in questa sessione ultima di bilancio, è tornata a riproporre il tema dell'addizionale IRPEF per le fasce di reddito più elevate, e quindi sopra i 75.000 euro. Ci spostiamo a Santa Maria di Sala, nel Veneziano, dove alla Speedline la festa dell'Immacolata è stata caratterizzata da un picchetto ormai permanente e da scioperi che si svolgono a scacchiera per singoli reparti. All'esterno della fabbrica dell'impianto di Santa Maria di Sala, dello stabilimento, è stato installato un gazebo. Si tratta dello stabilimento che la casa madre Ronal di questa Speedline vuole chiudere, lasciando a casa oltre 600 lavoratori, 750 considerando l'indotto. I lavoratori dicono resistiamo al freddo e alla pioggia, quindi vediamo le foto sulla tribuna di Treviso e sulla Nuova Venezia dei dipendenti che al freddo e alla pioggia hanno trascorso la giornata di festa di ieri. Non c'è stato nessun problema di ordine pubblico, riporta Alessandro Ragazzo per la Nuova Venezia, ma appunto la lotta per salvare e tutelare questi 605 posti di lavoro
più altri 150-200 tra terzisti e altri, la lotta sarà lunga. È iniziato il confronto con la regione e il ministero, c'è bisogno della massima attenzione su questa crisi, che non è nemmeno una crisi aziendale, ma la decisione della società di spostare la produzione in Polonia e in Germania, una delocalizzazione quindi che andrebbe a impoverire il territorio di Santa Maria di Sala e del Veneziano. Ma torniamo nel Padovano e in particolare nella Bassa Padovana, dove Schiavonia è ufficialmente Covid Hospital. L'ospedale di Monselice è stato riconvertito all'attività anti-Covid e quindi stop all'attività chirurgica in urgenza e pronto soccorso declassato, quindi punto di primo intervento soltanto. Delusi e arrabbiati i primi cittadini della Bassa Padovana, che promettono battaglia e dicono trattati da sindaci e cittadini di serie B. Si tratta di 44 sindaci che già e soltanto sabato scorso avevano fatto un sit-in di fronte all'ospedale per scongiurare a gran voce la chiusura appunto del presidio ospedaliero il Madre Teresa di Schiavonia, che è l'ospedale di riferimento di 180.000 residenti della Bassa Padovana, un territorio tra l'altro molto molto vasto. C'è insoddisfazione da parte dei sindaci, parlano di un ingiusto disagio che abbiamo già conosciuto nelle precedenti ondate, non ci arrendiamo, abbiamo già fissato un incontro con l'esecutivo del comitato dei sindaci e con il direttore generale dell'ULSS 6 per cercare di trovare una soluzione. Quale potrebbe essere la soluzione? Di non riconvertire Schiavonia a Covid Hospital, chiaramente, ma decisione che purtroppo è già stata presa dalla regione. E comunque continua la battaglia dei primi cittadini. C'è la solidarietà, diciamo, e la presa di posizione di Arturo Lorenzoni, il portavoce dell'opposizione in Consiglio regionale, che sottolinea come in quasi 2 anni di pandemia la regione non abbia ancora messo in campo una valida alternativa ai Covid Hospital. Bisognava essere lungimiranti. Sulle pagine del Corriere del Veneto c'è un'interessante intervista al sindaco di Este, sempre sul caso Schiavonia. Fa il punto sulla situazione e dice: c'è preoccupazione e delusione, da ieri ci troviamo senza un pronto soccorso e di fatto senza un ospedale per emergenze acuti che serve 180.000 persone. Sono interrotti tutti i servizi che i cittadini dovranno cercare a Rovigo, a Padova o nell'Alta, distanze molto impegnative perché, lo ricordo ancora, il territorio della Bassa Padovana è molto molto esteso. Ma è interessante questa intervista al sindaco di Este perché sottolinea un altro aspetto, e cioè la fuga dei medici. Dice: il Covid Hospital resterà una scatola vuota, l'emergenza è diventata strutturale, siccome Schiavonia è Covid Hospital da oltre 1 anno e mezzo, sempre con la spada di Damocle della conversione in caso di aumento di contagi e ricoveri, questo ospedale non ha prospettiva, si sta impoverendo giorno per giorno. Medici, infermieri e OS cercano impiego in altri posti e se lo trovano se ne vanno. Finito il Covid, l'ospedale rischia di essere una bella struttura moderna ma senza personale, che è quello che fa la differenza. E il sindaco, che sottolinea che nella Bassa vengono mandati i contagiati Covid da tutta la provincia, dice: è una bella solidarietà quella che mettono in campo i nostri cittadini e il nostro territorio, rinunciando a un servizio ospedaliero ordinario, però mi preoccupa la tensione sociale che si sta creando. Il nostro territorio è esausto e si sente tradito. C'è quindi una rabbia crescente da parte dei cittadini che si vedono in qualche modo privati di un servizio fondamentale e quindi della tutela della propria salute. E c'è anche una proposta, o comunque una domanda che arriva sempre dal sindaco di Este ed è diretta alla regione. Ci sono 2 questioni. Uno, il fatto che l'ospedale di Schiavonia nel 2014 è nato già a fronte della chiusura di 4 ospedali che erano presenti nel territorio: Este, Monselice, Montagnana e Conselve. Una scelta, dice il sindaco di Este,
Matteo Paiola, una scelta che costò tantissimo e che però in qualche modo era inevitabile. Quindi da 4 ospedali si passa a uno soltanto per la Bassa Padovana, e ora però questo ospedale diventa Covid Hospital, e allora chiede Paiola: perché non fare il Covid Hospital a Campo San Piero o Cittadella? Oppure perché non distribuire in modo diverso i malati Covid? Appunto l'ipotesi del bacino dell'Alta Padovana, dove ci sono 2 ospedali attrezzati. Siamo in una situazione estrema, conclude il sindaco di Este, ma credo vada fissata una data di scadenza al Covid Hospital. Lo chiedono 180.000 persone, non il sindaco di Este, Matteo Paiola. Chiudiamo con alcune notizie flash per oggi: la neve in Cansiglio, decine di famiglie in gite che restano intrappolate nelle auto, molti bloccati senza catene o gomme termiche, soccorsi dai vigili del fuoco. Ricordiamo che c'è l'obbligo di catene o gomme termiche e sicuramente non è una bella idea avventurarsi nelle strade del Cansiglio quando è prevista neve, appunto senza nemmeno avere le catene a bordo o le gomme termiche. Sono caduti 25 cm di neve in 20 minuti, le strade ripulite dai volontari solo alle 5:30 di pomeriggio, ma insomma una grande nevicata nel Cansiglio e non solo, su tutto l'arco alpino e diciamo nella fascia pedemontana della nostra regione, il Veneto. E slitta l'apertura a proposito della superstrada pedemontana veneta, il tratto Montebelluna-Povegliano è rimandato a marzo 2022 e la responsabile si scusa, dice: le consegne sono in ritardo ma faremo l'innesto con l'A27 entro l'estate. La promessa è che già appunto nella primavera del 2022 il casello di Povegliano sia pronto. Altra flash: la Mercedes ha ritirato lo sponsor che aveva prodotto l'isolante del grattacielo Grenfell Tower, che a Londra era bruciato in un incendio in cui avevano perso la vita nel 2017 72 persone, tra le quali 2 giovani architetti veneti fidanzati, Gloria Trevisan di Campo San Piero e Marco Gottardi di San Stino di Livenza. La Mercedes ritira quindi la partnership e quindi lo sponsor di questa azienda irlandese che aveva prodotto l'isolante del grattacielo bruciato. Questa decisione dopo le polemiche del ministro dell'edilizia inglese e soprattutto dei sopravvissuti all'incendio della Grenfell Tower e dei parenti delle 72 vittime. C'è il commento del papà di Gloria, morta appunto nella Grenfell Tower con il fidanzato: un logo così sull'auto di Hamilton era una vera e propria vergogna. Un'altra flash: nel Veronese, ma non solo, la regione dà l'ok a una deroga per permettere di interrare le carcasse degli animali. Stiamo parlando dell'influenza aviaria che sta decimando allevamenti di tacchine, galline ovaiole e polli da carne, con ormai 160 focolai in pochi mesi. Questa notizia l'abbiamo seguita qui a Sveglia Veneto nelle ultime settimane. Gli impianti di smaltimento non ricevono più, non si sa più dove mettere queste carcasse e quindi la regione dà l'ok alla deroga per interrarle, con qualche critica da parte della consigliera regionale del Partito Democratico Anna Maria Bigon, che dice: stiamo parlando di tonnellate di carne infetta, non si può sottovalutare una questione sanitaria del genere e diciamo l'interramento, cioè sotterrare, non può essere l'alternativa. Sempre a Verona la Lega rinuncia a esprimere un candidato sindaco e quindi sosterrà il candidato di Fratelli d'Italia, l'uscente sindaco Federico Sboarina, che cercherà di riconfermarsi. Il suo sfidante nel centrosinistra, l'ex calciatore Damiano Tommasi. Infine, l'ultima notizia di oggi è una notizia simpatica e è un episodio avvenuto a Mogliano. Protagonista un'appassionata fan di Sabrina Salerno, arrivata dalla Spagna
per incontrare appunto la sua celebrità preferita, la showgirl appunto Sabrina Salerno. E praticamente questa fan spagnola si è presentata al comune, al municipio di Mogliano Veneto, chiedendo di poter incontrare la popolare showgirl. In particolare voleva sapere dove abitava questa donna di 35 anni spagnola, non parlava italiano e insomma i dipendenti comunali non sapevano cosa rispondere, anche perché questa donna non dava una motivazione per cui voleva conoscere appunto la residenza e l'indirizzo di residenza di Sabrina Salerno. E addirittura ha chiesto di parlare col sindaco, ci è riuscita e diciamo che, dice il sindaco, le richieste di questa persona erano prive di logica, il nostro ente non fornisce a terzi gli indirizzi di privati cittadini. Ma il fatto più curioso di tutti è che Sabrina Salerno non abita a Mogliano Veneto, ma nel vicino comune di Preganziol. La fan spagnola quindi si era sbagliata. Alla fine è stato necessario l'intervento della polizia locale, che con un agente in grado di parlare spagnolo è riuscito a convincere la 35enne dopo quasi un'ora di trattative. Per oggi è veramente tutto, grazie per aver ascoltato Sveglia Veneto, io sono Jack Calcetto, oggi è giovedì 9 dicembre 2021, buona giornata.